Dovrebbe abbassare la bolletta del gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. Sarà prevista una riduzione del 13% circa rispetto al terzo trimestre del 2022. Lo scrive in una nota stampa l'ARERA, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe dell'energia. In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio, il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela viene aggiornato mensilmente e non più ogni trimestre. La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno in corso è di circa 1.700 euro, più 67% rispetto ai 12 mesi precedenti. Ma Stefano Besseghini, presidente dell'agenzia, invita a non abbassare la guardia, facendo sempre attenzione al risparmio e all'efficienza energetica. Il costo del gas, dice, per ottobre registra un calo rispetto al trimestre precedente, ma le percentuali non devono trarre in inganno. I valori rimangono molto alti rispetto al passato e, se è vero che hanno avuto un impatto modesto per le famiglie nel periodo estivo, determineranno bollette più impegnative con il crescere del consumo della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggior parte domanda dei mesi freddi. Secondo ARERA, dunque, ci sarà un aumento dei costi del gas a novembre e dicembre. È opportuno ricordare che nel decreto aiuti bis fino alla fine dell'anno è confermato il potenziamento del bonus sociale per il gas, rivolto alle famiglie con un livello di 6 fino a 12.000 euro, soglia che sale a 20.000 per le famiglie numerose. I bonus sono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto, a condizione che abbiano richiesto un ISEE per l'anno 2022. Ma il presidente nazionale del Codacons, Rienzi, non è d'accordo e spiega che le nuove tariffe del gas disposte da ARERA per il mese di ottobre evitano un'ulteriore stangata per le famiglie, ma l'Italia non è ancora al riparo dell'emergenza energia e nei prossimi mesi i prezzi potrebbero impennarsi.